confronto per 4 anni non vincitori di 15.000 euro in carriera, 1 Electra Lakshmi, 2 Eldorado, 3 Enoch Kapar, 4 Entrapment Call, 5 Equalizer, 6 Eldorado Spritz in seconda fila, 7 Epic Adaghi, 8 Enola Gay Treb, 9 Elegante GSO, 10 Esplosivo GSO. Autostart che raccoglie i partecipanti con molta cautela. Enola Gay Treb, macchina che inizia ad accelerare, si prepara al lancio una volta entrata in dirittura. Partiti. Sono veloci Entrapment Call ed Eldorado Spritz. Eldorado che attacca Entrapment, i due che si prendono sin dal via, con Eldorado che insiste all'attacco di Entrapment Call. Numero 8 Enola Gay Treb squalificato. E così rimane al comando Eldorado Numero Spritz. 4 Entrapment Call squalificato. Passati in 14-1. Eldorado Spritz in vantaggio nei confronti di Electra Lakshmi. Avanza all'esterno Elegante GSO che punta in avanti, aggira i rivali, si porta a diretto contatto di Eldorado Spritz, se ne vanno 400 metri in 29,2. Avanza Elegante GSO che si porta a lato di Eldorado Spritz, mentre ha iniziato la sua risalita in terza ruota anche Equalizer. 600 metri della testa in 44,5. Eldorado Spritz ed Elegante GSO alle prese. Equalizer proteso in terza corsia, aggira anche Elegante GSO e si porta a diretto contatto di Eldorado Spritz. 800 metri in 59,1 per Eldorado Spritz ed Equalizer, uno avanti all'altro, poi Electra Lakshmi ed Elegante GSO, quindi ancora in corda Epica Daghi. Il chilometro del battistrada passato in 1:13,5, si fa gran velocità con Eldorado Spritz in vantaggio, Equalizer in seconda posizione, poi Electra Lakshmi, quindi Epica Daghi, viene via dall'ultima posizione Eldorado che trova gli altri abbastanza stanchi e risale a grandi falcate. 14,6 la retta di là, 1:28,1 i 3/4 di miglio. Eldorado Spritz in vantaggio, Equalizer che prova a rispostare ma sta arrivando a tutta birra Eldorado a centropista quando siamo all'ingresso della dirittura d'arrivo. In vantaggio Eldorado Spritz, Equalizer che ci prova ma soprattutto Eldorado a centropista. Eldorado li trova tutti stesi e passa nel finale. Eldorado che vince come vuole nei confronti di Eldorado Spritz che è secondo al terzo Equalizer. 31 ad arrivare, 1:59,1, 1:14,5 ragguaglio cronometrico per il successo di Eldorado e Andrea Bigliardi. Per i colori di Maurizio Anceschi vince il figlio di Love You che attende ultimo tutto il percorso. Gli altri fanno 13,5 il primo chilo, arrivano lunghi e allora Eldorado li raccoglie tutti, viene a vincere nettamente nei confronti di Eldorado Spritz che si merita il secondo posto, al terzo Equalizer.